Buongiorno, grazie per essere qui a questa nuova press briefing sul carcinoma mammario da questa terza giornata di ASCO. Oggi in Italia, voi sapete, vivono circa 52.000 persone con tumore alla mammella metastatico. Grazie alla ricerca scientifica è migliorata la comprensione dei meccanismi biologici delle cellule tumorali e questo ha portato alla messa a punto di terapie innovative sempre più efficaci e tolleranti per i pazienti. Lo studio PRIMED presentato ad ASCO ha evidenziato che il ricorso alla profilassi primaria dei fattori di crescita e di trattamenti antidiarroici porta a un miglioramento nella tollerabilità e managevolezza della terapia. Ne parliamo con il professor Giuseppe Curigliano, professore di oncologia medica all'Università di Milano e direttore della divisione sviluppo di nuovi farmaci per le terapie innovative all'IEO di Milano. Professore Curigliano, sacituzumab govitecan è da tempo in pratica clinica in Italia per il trattamento delle pazienti con tumore del seno triplo negativo metastatico. Quali sono le caratteristiche di questa molecola che lo rendono un'opzione così importante per queste pazienti? Allo stato attuale è l'unico anticorpo coniugato approvato per il trattamento delle donne col tumore mammario metastatico triplo negativo, avendo dimostrato nello studio ASCENT un vantaggio sia di median progression free survival sia di overall survival, vale a dire migliora il tempo di controllo di malattie e migliora la sopravvivenza. È un farmaco importantissimo perché in queste donne non abbiamo molte risorse terapeutiche e lo studio ASCENT ha dimostrato un chiaro beneficio in tutte quelle donne che erano progredite alla chemioterapia standard. Studio importante che cambia la pratica clinica e che migliora la sopravvivenza delle nostre pazienti. Il farmaco dà un profilo di tossicità che ha documentato un lieve decremento della qualità della vita, soprattutto sul problema della diarrea, ed è per questo motivo che è stato disegnato lo studio PRIMED. Ecco, perché che cosa aggiunge lo studio PRIMED alla vostra esperienza in termini di managevolezza di questa terapia? È un'ottima domanda. L'unica difficoltà che avevamo era gestire la continuità terapeutica legata principalmente alla diarrea, che è uno degli effetti collaterali del farmaco, e nello studio dei patient reported outcome dell'ASCENT si era visto molto chiaramente, come anche in altri studi nella malattia endocrino responsiva, che la diarrea era un problema per i pazienti. Lo studio PRIMED ha utilizzato una terapia profilattica per la gestione della diarrea, anticipandone gli effetti collaterali, e in più ha utilizzato i fattori di crescita ematopoietici per evitare che la neutropenia potesse interrompere la continuità del trattamento. Utilizzando questa strategia c'è stata un'eccellente tollerabilità del farmaco e questo ha migliorato anche la compliance terapeutica, quindi è importante conoscere gli effetti collaterali, gestirli in anticipo per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Che sta diventando sempre più un endpoint importante alla qualità di vita. Molto, perché con farmaci che migliorano sempre di più la sopravvivenza, la cosa importante dice sì, viviamo più a lungo, ma come viviamo? Ed è questo il motivo perché si stanno implementando moltissime strategie per migliorare anche la qualità della vita. Ultima domanda, le linee guida della Società Europea di Oncologia Medica hanno inserito questa molecola nell'algoritmo di trattamento della malattia metastatica triplo negativa e malattia con recettori ormonali positivi fortemente pretrattata. Ecco, qual è il significato di questa decisione? Noi abbiamo incorporato il sacituzumab govitecan nelle linee guida dell'ESMO sia nel trattamento del triplo negativo come immediata prima opzione dopo progressione a immunoterapie, chemio o chemio-immunoterapia, e poi soprattutto nell'algoritmo della malattia endocrino responsiva per gli HER2-0 come prima opzione di ADC e per gli HER2 low come sequenza al trastuzumab deruxtecan. È un farmaco che ha cambiato la pratica clinica. Bene, ci fermiamo qui, i tempi del congresso incombono, il professor Curigliano è impegnatissimo, grazie mille a quanti ci hanno seguito in sala e quanti ci hanno seguito in collegamento streaming.